L'Amleto di Shakespeare, l'amore per il teatro, l'amicizia, questi sono alcuni dei temi dell'Onesto Fantasma, testo di Edoardo Erba che presto vedremo in alcuni teatri del circuito ERT. Ne parliamo quest'oggi insieme al protagonista Gianmarco Tognazzi. Benvenuti a tutti e a tutte dall'ERT-FVG e benvenuto a Gianmarco. Grazie per essere ospite di questa nostra rubrica. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Dunque, nelle note di regia, l'autore del testo, Edoardo Erba, scrive che l'Onesto Fantasma è dedicato a un amico scomparso, ma di lui non voglio parlare, non pubblicamente. L'amicizia è un sentimento che richiede pudore come l'amore e certi testi si scrivono proprio per non dover parlare. Noi qui un po' ci troviamo nella condizione di dover usare la parola. Da dove partiamo per raccontare questo spettacolo al pubblico? Partiamo dal protagonista che non sono io, ma è Bruno Armando. Bruno Armando è stato non soltanto un compagno di lavoro, ma un amico fraterno, un fratello maggiore, una guida e colui con il quale ho fatto ditta per 14 anni. Abbiamo fatto tantissimi spettacoli insieme, cominciamo con Closer, con la regia di Luca Guadagnino nel 2002, per poi passare a Rompiballe, poi Prima Pagina, poi Di Panne di Duremat, fino ad arrivare a Nemico del popolo di Ibsen. E quando Bruno nel 2020 ci ha lasciato un po' sorprendentemente, io sinceramente non mi sentivo più di tornare a teatro senza di lui. È come se mi mancasse un pezzo, perché per quello che ho detto prima e non solo, per tantissimi altri motivi. E quindi con Edoardo, che era altro suo amico, forse addirittura da prima di me, e insieme a Fausto Sciarappa e a Renato Marchetti, che facevano parte spesso della nostra compagnia, della nostra ditta, la volontà di scrivere un testo che parlasse di amicizia, che parlasse di teatro, che parlasse di tournée e che parlasse dell'assenza, di che cosa succede in un gruppo, in una compagnia quando viene a mancare, diciamo, la colonna portante. E da qui la richiesta a Edoardo, confrontandoci, di scrivere qualche cosa che non fosse solo un omaggio a Bruno, ma qualcosa di più ampio, qualcosa di più universale, e che quindi trattasse anche di quelli che sono i vizi che si hanno in questo mestiere, i cambiamenti che possono subire gli attori nell'arco del tempo, sia a livello di carriera artistica, sia di caratteriale. E da qui questo testo, secondo me, è meraviglioso, che non è soltanto un omaggio al mestiere dell'attore, ma proprio all'amicizia e al senso dell'assenza. Cosa può provocare un'assenza e cosa si deve fare per poter andare avanti e sopperire a quell'assenza, anche se si è amici fraterni, come lo siamo io, Fausto e Renato, e Bruno, che è in scena con noi. Infatti, voi siete amici e attori sia sulla scena che fuori dalla scena. C'è molto di voi in questo spettacolo, c'è molto anche del vostro rapporto. Sì, siamo noi ma non siamo noi, nel senso che io sono Gimbo e invece nello spettacolo sono Gallo, Fausto è Tito e Renato è Costa. Quindi siamo noi, perché molte cose che raccontiamo sono legate veramente al nostro rapporto con Bruno, al nostro vivere insieme in tournée, ma molte altre cose non fanno parte del nostro carattere, si sono delineati dei caratteri abbastanza netti, il mio di quello che in qualche modo ce l'ha fatta, ormai è molto impegnato e ha una certa reticenza a tornare sul palco, proprio senza Nobru, che poi è l'anagramma di Bruno.
per gli altri ci sono difficoltà di altro genere, quindi è cambiato anche il rapporto d'amicizia. Questa assenza ha creato delle distanze che si devono in qualche modo chiarire per poter tornare a stare insieme, e loro cercano di fare tutto il possibile per convincermi a tornare a teatro, ma io senza Nobru non ci voglio tornare. E quindi è vero che siamo noi, ma allo stesso tempo non siamo noi, e quindi ci sono così delle ispirazioni che Edoardo ha preso a quelle che erano i nostri caratteri, ma in realtà sono poi accentuati in quello che serviva per poter raccontare questa storia. Una storia in cui, appunto, lo dicevi poco fa, gli altri protagonisti cercano di convincere il tuo personaggio a tornare a teatro per portare in scena un classico, ovvero l'Amleto di Shakespeare. Un Amleto Gallo che... non ama molto. Gallo non ama molto i classici, non ama molto il teatro classico, non gli piace come viene rappresentato, e quindi diciamo che ha già un suo blocco nel tipo di proposta. E quindi questo suo atteggiamento, questa sua giustificazione lo porta poi però in realtà a rivalutare questa opportunità, proprio perché in qualche modo può essere invece come dire, il grimaldello per chiarire anche certi rapporti interni alla compagnia e all'amicizia. E quindi c'è un atteggiamento, se vogliamo, anche un po' non dico presuntuoso, ma così, ma supponente da parte di Gallo rispetto al tipo di proposta. Poi se andiamo veramente a guardare invece nello spettacolo, in qualche modo Edoardo ha fatto sì che l'Amleto fosse speculare e addirittura, vorrei dire, quasi a servizio della nostra storia, più che essere noi a servizio dell'Amleto. E quindi in questo caso, essendo io uno che più che non amare i classici ne ha sempre avuto paura, forse perché non si sente all'altezza, diciamo, in questa chiave invece ho trovato anche io come dire, un modo per poter affrontare l'Amleto in una maniera che mi spaventa di meno. Sì, in un allestimento, in un testo in cui si legge sempre nelle note di regia dell'Amleto, quello che vanno a emergere sono le emozioni della vendetta, le emozioni della relazione, e tutto questo grossissimo e profondissimo portato emotivo di un testo classico, che è classico anche per la capacità di essere tuttora capace di comunicare al pubblico. Quindi questa è una storia vostra, è una storia di Shakespeare, è una storia che racconta qualcosa in cui il pubblico può immedesimarsi, può sentirsi vicino. Diciamo che il fantasma del padre diventa un ruolo determinante, perché c'è un ellissi con quello che in qualche modo invece è la presenza di Bruno sotto forma di energia, se non vogliamo chiamarlo fantasma, ma è un onesto fantasma, devo proprio dirlo, come dico appunto in una delle battute dello spettacolo. Dunque, ricordiamo le date nel circuito ERT dell'Onesto Fantasma, che sarà in scena venerdì 10 marzo a Cordenons, l'11 marzo a Gemona e il 12 marzo a Lignano. Esatto. Invitiamo a teatro il pubblico del Friuli Venezia Giulia, il pubblico del circuito che ancora non conosce questo testo. Come lo invitiamo a partecipare? Lo invitiamo sotto il profilo emotivo, intanto è perché è vero che tantissimi anni che l'ultima volta era proprio con Bruno, che siamo venuti in Friuli, e quindi insomma quando sei assente da tanto tempo su un territorio ti fa molto piacere, perlomeno per quello che mi riguarda, ritrovare un certo tipo di pubblico con il quale hai avuto anche una continuità, no, con la ditta. È un modo per vederci di nuovo insieme, e per forse scoprire ancora di più un lato umano attraverso quello che raccontiamo di chi fosse Bruno, non solo come artista ma anche come persona, una persona meravigliosa. E poi perché devo dire la verità, Edoardo ha avuto un'intuizione fortissima sotto il profilo emotivo. Io credo che emotivamente, al di là del mestiere dell'attore, quando si deve fare i conti con l'assenza di qualcuno al quale si è voluto bene, e ci si deve rapportare con l'accettazione di questa assenza, è una cosa che riguarda un po' tutti, indipendentemente da come si affronta l'argomento della scomparsa di qualcuno sotto il profilo anche, diciamo, religioso piuttosto che agnostico. Ci sono vari punti di vista di affrontare
la, la dipartita di un amico in questo caso, con modalità diverse. Quindi io credo che, indipendentemente dai personalismi di questa storia, ci siano molti punti in comune con tutto quello che spesso purtroppo ci capita di dover affrontare in alcune fasi della nostra vita. Chiaro, e in questa maniera si può affrontare in un certo senso, o comunque osservare alcune sfumature emotive attraverso il teatro, quindi è un ruolo anche per il teatro abbastanza Bravo. preciso, abbastanza personale. Assolutamente, il teatro è centrale, il nostro mestiere è centrale, a questa vicenda, e quindi ci sono tanti aspetti, ci sono anche quei vizi che ogni tanto fanno parte di noi, quei cambiamenti, emotivi, e anche il fatto che quando qualcuno manca si possono creare anche delle distanze interne tra persone che si vogliono bene, perché forse per poter andare avanti arriva il momento in cui bisogna dirsi tutto fino in fondo per poter ripartire, ed è quello che succede ai nostri 3 protagonisti. Dunque non ci resta che invitare il Ride pubblico anche, non è una tragedia, nel senso che poi paradossalmente ci sono anche delle tali incongruenze che fanno parte dei vizi degli attori, che sullo spettacolo ci sono questi momenti, è un po' una montagna russa, si parte dalla nostalgia, si arriva al ricordo divertito, alla mancanza, al rimpianto di certe cose, ma anche al divertimento sul confronto caratteriale, e sulle priorità di ognuno di noi, proprio a livello proprio pratico e lavorativo. E quindi nello spettacolo c'è questo continuo sali e scendi che non lo rende una commedia o un dramma, ma lo rende secondo me un meccanismo molto fluido e molto reale, molto reale, molto realista. Dunque ti e vi aspettiamo nei teatri del circuito, ricordiamo Io appunto le aspetto il pubblico, date. perché il teatro senza il pubblico è inutile, il teatro si fa per il pubblico, ed è per quello che l'attore rimane centrale nel mestiere del teatrante, insomma il teatrante è la vera casa dell'attore. Senza dubbio e speriamo e ci auguriamo che il pubblico risponda presente e partecipi anche a queste serate, un pubblico, quello del circuito, sempre molto vicino alle compagnie e agli attori e che sente molto questa stessa visione del ruolo del teatro anche nella propria vita. Circuito che Dunque io ringrazio, perché in tutti questi anni con Bruno Armando siamo stati spessissimo ospiti del circuito, e sempre con una grande partecipazione, un grande affetto da parte sia del pubblico che del circuito stesso, e quindi siamo molto felici di tornare. benissimo, dunque vi aspettiamo venerdì 10 appunto a Cordenons e poi anche a Gemona e Lignano Sabbiadoro. Tutti i dettagli insomma sulle date, sulle prevendite sono sul nostro sito che è ertfug.it. Grazie a Gianmarco Tognazzi per essere Grazie stato a nostro voi. ospite e averci raccontato questo suo personale visione dell'Onesto Fantasma. E grazie a tutti e a tutte per averci seguito anche in questa puntata del Teatro a casa tua. Grazie, buona serata. Ci vediamo a teatro. Ciao.